dal Gazzettino di Treviso, ma già qui troviamo in prima pagina il PDL stronca il Carroccio, ha assassinato il tricolore, Unità d'Italia, Zaia invoca la canzone del Piave e all'interno del Gazzettino di Treviso troviamo Mameli, Tricolore, Piave, il patto Lega Nord. Questo altro titolo invece, Carroccio sotto assedio alla vigilia dei 150 anni dell'Unità d'Italia, blitz tricolore in Piazza dei Signori da parte dei Giovani Democratici? Ma guardi, che il tricolore sia difeso a Sanremo da un comico, che i Giovani Democratici vadano in piazza col tricolore, quando ero giovane io, quando avevo 20 anni che andavo in piazza, la sinistra non aveva nessuna bandiera italiana, anzi se qualcuno portava una bandiera italiana, un tricolore in piazza quando manifestava la sinistra veniva picchiato, nel vero senso della parola. Che adesso tutti si ergano difensori del tricolore, cosa sta a significare? Che molto probabilmente il tricolore non è tanto sentito. Perché se fosse sentito da tutta la popolazione non ci sarebbero bisogno di queste manifestazioni. E allora mi chiedo, ma perché proprio in quest'anno si vuole così festeggiare il 150° anno dell'unità del... C'è chi mi segnala mi segnala, scusi, che fra l'altro nelle date in realtà secondo alcuni non solo c'è la questione che voi ponete, credo anche lei, del fatto che il Veneto entri in Italia fra 5 anni, ma che addirittura l'unità d'Italia si completerebbe fra 10 anni con Roma Capitale. Perché in questo momento, 150 anni fa, Roma non era capitale, quindi l'Italia... Questo è un altro fatto, ma certamente un fatto storico. Il problema è che se uno di noi va, o qualsiasi persona va in Piazza dei Signori, visto dove hanno esposto i tricolori giovani del PD, va in Piazza dei Signori attaccato al muro dei Palazzi di 300, c'è una stela di marmo dove c'è scritto referendum per l'adesione all'Italia, plebiscito 21-22 ottobre 1866, 70.000 rotti sì e 2 no. Mi piacerebbe sapere chi sono i 2 no, perché lei sa come si tenevano i referendum. I referendum si tenevano in questa maniera: piazza pubblica, due postazioni, una postazione, una cassa per il sì, una cassa per il no, tutti in fila, e si deponeva la scheda o nell'urna del sì o nell'urna del no. Ci sono stati in mezzo a 2 file di carabinieri, ci sono stati 2 coraggiosi che hanno messo la scheda del no. Vorrei sapere chi fu. Allora, sempre, perché vi ricordo che voi potete interloquire con noi, soprattutto con l'onorevole Giampaolo Dozzo della Lega Nord, attraverso il telefono 0422 796 732, oppure l'altro sistema che avete è quello di interloquire via Facebook nelle pagine che porta il mio nome. E qui c'è una domanda, sempre Stefano Zanetti: mi piacerebbe conoscere l'opinione del tuo prossimo ospite in studio, l'onorevole Giampaolo Dozzo, su questa polemica scottante. Appunto, i giovani del PDL attaccano la Lega, avete ucciso il tricolore. Siamo tornati un po' a questo titolo che poi appunto diventa uno dei titoli in prima pagina sul Gazzettino. Cambia qualcosa nei rapporti fra i 2 partiti? Ma che alcuni esponenti del PDL dicono che il nemico da battere sia la Lega, l'hanno scritto tantissimi giornali, nessuno l'ha smentito. Che il PDL in questo momento cerchi una propria posizione politica perché non sa bene dove vuole collocarsi, questa è un'altra questione. Che noi della Lega abbiamo qualche difficoltà a rapportarsi con persone che comunque poi sappiamo che dobbiamo andare a amministrare, per esempio nella provincia di Treviso, per 5 anni, con delle persone che un giorno sì, un giorno l'altro si attaccano. Questo è un altro dato di fatto. Quindi stiamo facendo delle valutazioni politiche al nostro interno per vedere cosa fare, quindi da qui a poco tempo prenderemo delle decisioni. Cioè, quella voglia di correre da soli, che comunque insomma, Berlusconi e Bossi non consentiranno. Il discorso, io faccio parte del Consiglio federale. Una settimana fa eravamo riuniti in Consiglio federale a Milano e
si è detto che si va all'indicazione di andare uniti nei capoluoghi, però ci possono essere delle deroghe al di là delle situazioni locali. Noi deroghiamo la diretta per 2 minuti di pubblicità, ma poi torniamo subito.